i sindaci che hanno la fascia e indossarla, che apriamo con l'inno nazionale. Nazionale a portare il suo saluto e grazie dell'ospitalità. Grazie direttore e nonché sindaco del comune di Castelfranco Veneto, visto che siamo all'assemblea dei comuni. Grazie di aver scelto la provincia di Treviso per ospitare questa 17ª assemblea congressuale. Saluto il Presidente facente funzioni ANCI nazionale, l'onorevole Pella. Quasi un modo vorrei dire in questa fase di transizione, visto che anche il Presidente di UPI è impegnato e in questo momento li rappresentiamo le due associazioni a tutti i livelli, ci siamo visti anche giovedì con l'onorevole Giorgetti. Saluto la direttrice di ANCI nazionale, la dottoressa Nicotra. Saluto il Presidente di ANCI Veneto, amico e collega Mario Conte, così come saluto tutte le autorità presenti, vedo onorevoli, vedo deputati, vedo Sua Eccellenza il Prefetto, vedo i rappresentanti delle associazioni di categoria, vedo il Presidente Pozza della Camera di Commercio, insomma consideratevi salutati tutti e siete in tanti con molteplici ruoli, ormai chi fa pubblica amministrazione è chiamato a ricoprire tanti ruoli. Tra questi, quelli che è capitato al sottoscritto, è anche quello appunto di essere presidente di UPI Veneto. UPI e ANCI sono le due associazioni che rappresentano maggiormente un po' gli enti locali e che hanno come focus comune il bene delle comunità. Le associazioni aiutano gli amministratori pubblici a svolgere al meglio i propri ruoli all'interno di normative che evolvono velocemente e talvolta complesse, quindi è fondamentale, a mio modo di vedere, avere al nostro fianco queste associazioni che ci hanno dato una mano a dare le risposte che i cittadini attendono e diamo anche una mano come associazioni ad indirizzare, a confrontarci con coloro che poi decidono quali sono le linee e le norme da applicare per i governi dei territori e per soddisfare i bisogni dei cittadini. Con questo spirito io credo e penso di interpretare anche il sentimento di molti colleghi amministratori, noi siamo a fianco di queste associazioni a dare il nostro contributo e lo facciamo, ribadisco, con quella passione rispetto alla quale ci siamo messi tutti in discussione come amministratori, no? Non se lo ordina il medico, lo facciamo in modo volontario, sappiamo essere difficile, talvolta difficilissimo,
però è bello, anzi in questo periodo è bellissimo perché è molto difficile. Quindi con questo spirito vi ripeto, io vi ringrazio di essere qui ospiti in quella che è chiamata la Casa dei Comuni, in virtù di una norma che ormai per tutti fa bisogno di essere cambiata per dare piena rappresentatività ai territori, piena espressione democratica, e nel sviluppo delle norme io auspico e spero, ma sono convinto che nel momento in cui cambierà avrà sempre come focus comunque le comunità e quindi essere a fianco degli amministratori locali. Gli impegni dei molteplici ruoli che rivestono mi vedono chiamare, insomma, mi chiamano a Castelfranco Veneto e purtroppo devo salutarvi. Comunque il comune rimane rappresentato qui dall'assessore Pavin e io auguro buon lavoro e viva ANCI Veneto, viva ANCI Nazionale, viva gli enti locali. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente, saluto e ringrazio per la presenza del Prefetto di Treviso, Sua Eccellenza Dottor Sidoti, che invito a portare il suo saluto. Grazie. Innanzitutto, buongiorno a tutti, grazie per l'invito al Presidente ANCI Veneto, Conte, Dottor Rapicavoli, un saluto al Presidente Nazionale, alla Direttrice, un saluto a tutti i sindaci, ai deputati presenti. E per me, io considero un onore e un privilegio poter parlare in una platea così importante, la platea dell'Associazione Nazionale dei Comuni, che è un'associazione che ha oltre 100 anni di vita e in particolare poi quella del Veneto ne ha oltre più di 50 anni. Una vecchia signora che però questi anni li porta molto bene, devo dire, ed è veramente, noi la sentiamo vicina come istituzione. Dopo l'immediato postumità quindi si forma l'ANCI e lo è perché portatore non solo degli interessi della comunità presso le rappresentanze governative, ma lo è perché porta il punto di vista dei sindaci, per tutti i sindaci, delle collettività, sulle decisioni, nelle decisioni politiche e amministrative, concretizzando al massimo il gioco dell'esercizio democratico dei poteri statuali e locali. Il circuito di partecipazione democratica al processo decisionale è fondamentale per assicurare la coesione sociale, di cui voi sindaci siete i primi interpreti e di cui noi poi come organi periferici del governo e dello Stato ci facciamo ulteriori garanti. Di questo sistema del circuito di partecipazione democratica, l'ANCI, con le sue articolazioni regionali, è parte indispensabile e integrante nell'apporto di competenze e professionalità del più alto livello, competenze e professionalità di cui anche gli organi dello Stato non è raro che si avvalgano nella ricerca di studi, analisi e per consultazioni per l'individuazione di soluzioni ai casi giuridici di particolare complessità, ma soprattutto e di conseguenza per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione dei nostri uffici e soprattutto per la persecuzione del bene pubblico nell'interesse dei cittadini e delle collettività. Chiudo ringraziandovi ancora e augurandovi un buon lavoro. Invito Ennio Vigna, per il Presidente di UNCEM Veneto, a portare il suo saluto. Grazie. Buongiorno a tutti, è un piacere portare in questa occasione il saluto di UNCEM Veneto a questa assemblea, al suo Presidente, agli organi nazionali. La presenza di oggi per manifestare come sia forte il rapporto di collaborazione tra ANCI, UPI e UNCEM nel nostro territorio, gioco di squadra con la Regione del Veneto. Guardo il Presidente Ciambietti che da assessore agli enti locali ha permesso di costruire dal basso tutte le riforme che negli ultimi lustri hanno
portato novità negli enti locali del Veneto. Lo sottolineo perché è un modello che non è così comune nel territorio nazionale e l'esempio del Veneto è un esempio che dobbiamo sottolineare, la capacità di fare squadra che permette di valorizzare i nostri territori, valorizzare il lavoro degli enti locali. Siamo di fronte a un momento di grandi cambiamenti, di grandi sfide. Le modifiche, il dibattito che si è aperto sul testo unico necessita, oltre alla reintroduzione delle province elettive che diventano un elemento fondamentale per il territorio del Veneto, anche quelle modifiche che permettano ai nostri comuni di operare meglio. Ci sono degli aspetti che possono essere affrontati a livello regionale, abbiamo bisogno di modificare a livello nazionale alcune norme, penso a quelle sull'Unione dei Comuni. La nascita nel Veneto dell'Unione dei Comuni Montani fa sì che la Regione Veneto abbia anticipato il modello nazionale, ma oggi questo modello deve essere adattato alla realtà dei nostri tempi, ma soprattutto la sfida che sarà quella più impegnativa per i nostri enti nel medio e lungo periodo, che è quella legata all'autonomia. L'autonomia cambierà il nostro modo di essere amministratori locali, cambierà le nostre competenze, perché la volontà della Regione del Veneto è quella di gestire la parte di indirizzo, ma lasciare a noi enti locali quello che sarà la parte gestionale. Una sfida importante in cui la Regione, le province e un livello intermedio che per la parte montana c'è nelle unioni montane, per le pianura va capito quale può essere, per l'Unione dei Comuni non è stato un modello vincente, diventano la sfida che dobbiamo affrontare in questi anni. Quindi l'augurio al Presidente, ad ANCI Nazionale e a questa Assemblea e a tutti gli amministratori è quelli di saper cogliere questo momento di cambiamento per far sì che i nostri territori possano veramente crescere a fronte delle necessità che i nostri cittadini si manifestano. Presidente, buon lavoro. La Regione Veneto per il Presidente, col Presidente del Consiglio regionale, con tanti dirigenti che vedo presenti. Prego, Presidente Ciampetti. Grazie e veramente un buongiorno a tutti. Io porto i saluti del Consiglio regionale che rappresento qui con i colleghi Bet, Camani. Elisa Venturini ha molti compiti qui oggi, multitasking come sempre. Vi portiamo i saluti di Luca Zaia che ci ha chiesto di farli in questa occasione e come ci diceva il dottor Apicavoli abbiamo una buona parte della dirigenza che segue gli enti locali col massimo rappresentante, l'avvocato Specchio, che è qui oggi a seguire i vostri lavori. Quindi un saluto che tramite voi vogliamo trasmettere a tutti i vostri anche collaboratori, colleghi nei consigli comunali e un ringraziamento per l'impegno che giornalmente donate come parte significativa del vostro tempo al lavoro che fate all'interno dei nostri comuni per il bene delle nostre comunità. Ed è veramente, lo dico spesso e volentieri, che appunto lo spirito di servizio che rappresentano i nostri amministratori locali, dai sindaci all'ultimo consigliere, è sempre da prendere ad esempio. I temi da affrontare sarebbero molteplici, a partire dall'importanza e dalla valorizzazione del territorio e del lavoro che voi fate magistralmente a tutela delle nostre realtà, e vi ringrazio veramente per l'impegno che ripeto, rivestite nei vostri ruoli, specialmente in quello di sindaco o di assessori, che è quasi totalizzante in alcune realtà. Scelgo un paio di riflessioni che possono essere anche di stimolo a quello che farete qui oggi o che potrà essere anche argomento per dialogare con la Regione nel prossimo futuro. La prima riguarda quello che purtroppo oramai diventa frequente, situazioni di disagio che spesso emergono in conseguenza di episodi di maltempo piuttosto intensi. Ci sono eventi che innescano una sequenza a volte impressionante di disagi e di pericoli, travolgendo come mai era accaduto in precedenza tanto le aree montane, tanto quelle collinari, via via dalla fascia pedemontana fino alle nostre coste. Nonostante quello che abbiamo fatto, devo dire, come regione in maniera importante, specialmente negli ultimi 10 anni, in collaborazione con molti dei nostri comuni, creando bacini di laminazione che hanno tutelato sicuramente grandi centri abitati
territorio, la fragilità geologica del nostro Veneto è purtroppo evidente. Certo, rispondiamo meglio rispetto ad altre regioni d'Italia, che regge meno bene certe situazioni rispetto a noi, però appunto di fronte al maltempo anche in tanti nostri comuni, anche negli ultimi giorni, purtroppo le situazioni di disagio non sono mancate, e in qualche caso con molti di voi ho anche affrontato e visto qualche situazione che nei scorsi mesi ha interessato le nostre realtà. Però una cosa mi permetto di dire, e questo vi ringrazio come Regione: di fronte a questo tipo di eventi, la collaborazione che c'è stata con le prefetture, con la Regione, con le province e gli unioni montani, in molti casi in situazioni appunto anche delicate, è stata sicuramente da esempio anche per tante altre realtà che ogni tanto mi chiedono informazioni di come in Veneto riusciamo ad affrontare queste cose, e che fa anche da scuola a livello nazionale. Dobbiamo sempre essere realisti, aiutarci e dimostrare che il lavoro di squadra è un valore che conta proprio nei momenti difficili. Nicola Scarford ricorda che nella tempesta il pessimista si lamenta del vento, l'ottimista aspetta che cambi, ma il realista aggiusta le vele, e dobbiamo aggiustare le nostre vele anche nella programmazione territoriale, guardando appunto al nostro futuro. Seconda riflessione, che sarà più breve, spero, per non tediarvi troppo, riguarda l'innovazione digitale. Il prossimo 9 ottobre io sarò relatore nella settimana dell'Europea delle città e delle regioni rispetto a un convegno che si intitola Promuovere la trasformazione digitale. Questo evento rientra in un contesto più ampio di dibattito e collaborazione sul tema della crescita intelligente e sostenibile, con un focus specifico sulla intelligenza artificiale, la digitalizzazione e la sostenibilità, che stanno plasmando il modo di lavorare nelle nostre regioni e nelle nostre città, e questo è un dibattito che a livello europeo si sta appunto affrontando. È evidente a tutti che come l'evoluzione in questo campo sia velocissima, anche rapsodica ogni tanto, e a momenti di difficile compressione, ma anche questa sfida può portarci ad essere più vicini alle necessità dei cittadini. Pensiamo ad esempio alle rivoluzioni e ai vantaggi che hanno portato l'identità digitale, il fascicolo elettronico o l'anagrafe nazionale delle persone residenti. Quindi su questo sarà un altro tema che anche come Regione dovremo affrontare dal punto di vista anche legislativo, ma soprattutto di organizzazione dei servizi anche con voi. Concludo appunto augurandovi un buon lavoro, oggi un congresso assolutamente importante. Devo dire che con molti di voi il rapporto è sempre stato, diciamo, molto stretto. Il Presidente Mario Conte, il Dottor Apicavoli, che quando ho qualche dubbio o qualcosa da dirci lo facciamo brevi mano, e tanti amici, amico Ennio Vigne, con il quale collaboriamo appunto da tanti anni, dico purtroppo guardando appunto anche l'età anagrafica, ma l'abbiamo fatto sempre con uno spirito, dicevo, come con tutta la struttura di ANCI, per riuscire ad affrontare le cose e risolvere nel miglior modo possibile. Chiudo anch'io con un auspicio, appunto, il percorso di attuazione dell'autonomia previsto dalla Costituzione, io mi auguro arrivi presto a momenti operativi, e questo sarà un altro momento di lavoro importante con voi, come lo fu a quel tempo, non c'era in questo caso, nel 2001, quando con le Bassanini il lavoro fra Regione e Comuni fu intenso, con risultati, devo dire, interessanti, importanti per la nostra organizzazione, e sicuramente lo sarà anche nel prossimo futuro. Buon lavoro per il vostro congresso e buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Abbiamo il piacere di avere con noi la dottoressa Veronica Nicota, la segretaria generale di ANCI, a cui passo subito la parola. Grazie Veronica. Sì, grazie, intanto un saluto e un ringraziamento per il lavoro fatto in questi anni a Bari, nella funzione di Presidente, ma anche per l'attenzione che ha sempre avuto sul livello nazionale, il contributo che ha dato al dottor Apicavoli e insomma io ovviamente per il loro professionale in ANCI regionale. Che dire, noi ovviamente io faccio un lavoro assolutamente tecnico in ANCI nazionale, come sapete, facciamo un lavoro di confronto
questioni su cui spesso c'è dialettica con il governo in sede parlamentare rispetto alle questioni che si pongono. Sulla legge di bilancio abbiamo già dal mese di luglio, ricordiamoci in che fase siamo in una fase di ritorno ad un'epoca di tagli che il comparto dei comuni non vedeva da 8 anni, non avevamo tagli, siamo stati molto bravi, siete stati molto bravi, grazie ai sacrifici che sono stati fatti negli anni passati, noi siamo riusciti a spiegare ai governi che, come dire, il contributo che i comuni avevano dato al contenimento della finanza pubblica negli anni 2010 in poi era un contributo che è stato talmente, diciamo, straordinario e sproporzionato anche rispetto agli altri livelli di governo che bisognava interromperlo, e su questo siamo stati bravi. Abbiamo addirittura anche recuperato risorse che ci sono state tagliate di 560 milioni, dirò qualcosa su questo perché Mario è molto sensibile sul tema degli effetti del target perequativo sul comparto. Come dire, purtroppo dal 2024, o meglio già dal 2023, dobbiamo essere sinceri, già col governo precedente prima c'era stato un taglio di 100 milioni che grazie al lavoro dell'ANCI poi non avete avuto nel 2023, ma che era un taglio che partiva nel 2023, quindi noi abbiamo un taglio di 100 milioni che ci portiamo dall'ultima legge di bilancio del governo Draghi, un taglio di 200 milioni per 50 per le città metropolitane e a partire dal 2024 nel triennio, quindi abbiamo un taglio da gestire nel 2024 avete avuto 300 milioni e nei prossimi 3 anni altri 4 a legislazione vigente. Abbiamo, devo dire, una trattativa difficile e complessa anche dal punto di vista tecnico con il governo, con questo governo per il 2024 ha attutito questo taglio, perché siamo stati, devo dire, gli unici, a differenza delle regioni, siamo riusciti a farvi mantenere al comparto le risorse Covid che in una differenza, non vado nei tecnici, comunque molto banalmente le risorse Covid che avreste dovuto restituire allo Stato perché erano state risorse sovrabbondanti rispetto alle effettive spese che avete sostenuto grazie a un lavoro che i vostri tecnici hanno fatto molto certosino di certificazione al Ministero dell'Economia delle risorse ottenute. Voglio anche dire che il 2020, 2021, 2022 è stato un anno straordinario. Siamo stati troppo bravi nel riuscire a trattare con i governi di allora, come dire, compensazioni di gettito per effetti negativi dell'emergenza economico-finanziaria, dell'emergenza pandemica, quindi avete avuto di più del necessario, per cui siamo riusciti poi, devo dire, con la disponibilità del Ministro Giorgetti a mantenere queste risorse al comparto, per cui rispetto a un taglio, quindi così avete un quadro chiaro e preciso degli 300 milioni del 2024 nei prossimi anni, speriamo che non aumentino, voi avete avuto 300 meno 70 e questo avrete nei prossimi anni. Come sapete c'è stata anche una trattativa lunghissima e difficile per definire i criteri per il riparto di questo taglio. Siamo riusciti a trovare una mediazione perché la norma della legge di bilancio era effettivamente difficilmente giustificabile, perché andava a tagliare di più chi ha più spesa corrente, chi ha più risorse PNRR. Abbiamo trovato, diciamo, una mediazione che il governo soddisfa. Andiamo all'oggi, dirà qualcosa il Presidente. Abbiamo fatto un incontro proprio 2 giorni fa con il Ministro Giorgetti sul piano strutturale di bilancio. Sapete che in queste ore il Consiglio dei Ministri sta licenziando e verrà in Parlamento, e lì si fotografa ovviamente come la finanza pubblica, come il Paese, come lo Stato italiano dovrà rispondere all'esigenza del piano straordinario emergenziale di contenimento che la Commissione europea impone allo Stato italiano per, come dire, un sovradeficit strutturale, quindi di contenimento nei prossimi anni, diciamo in un settennato, ma diciamo i numeri che il Ministro ci ha dato fanno immaginare ovviamente un rientro da quel gruppo di paesi con un eccesso di deficit abbastanza rapido. La soluzione che ci è stata prospettata ancora in modo molto superficiale, per cui non siamo in grado di dare sicuramente una valutazione attenta e ponderata, è una soluzione che certamente un po' ci preoccupa,
in termini di taglio ma in termini di accantonamento di risorse di parte corrente, che sappiamo essere ovviamente, come dire, il punto più dolente che soprattutto in quest'anno poi sì che ci avete posto, perché state vivendo una situazione inflazionistica difficile, abbiamo un nuovo rinnovo dei contratti, quindi io credo che la valutazione dovrà essere fatta soltanto cifre alla mano quando vedremo qual è effettivamente
anche rispetto alle tante risorse che gestisce il Ministero dell'Interno ogni giorno. Su questo devo dire il governo è assolutamente attento e sensibile, tant'è vero che abbiamo concordato un emendamento che è in votazione in queste ore al Senato, come dire, che dovrebbe garantire una maggiore capacità di fluidificazione dei processi di pagamento, in particolare ai comuni, un emendamento che ha chiesto l'ANCI, ce ne dobbiamo prendere anche il merito, Roberto, nasce anche una lettera che il Presidente ha mandato a fine luglio, però non sarà, come dire, è sicuramente un passo in avanti importante, però come il prefetto saprà noi abbiamo un problema di controllo delle rendicontazioni. I ministeri non ce la fanno, quindi bisogna che ci sia una semplificazione dei controlli delle rendicontazioni che sono preliminari ai pagamenti. Comunque veramente grazie per il lavoro che state facendo per trasformare i vostri territori sulle N misure del PNRR, il grande lavoro che abbiamo visto che sta facendo il Comune di Treviso, veramente meritevole sulle tante misure del PNRR, poi come dire, vedremo quale sarà la prospettiva del 2025. Però come dire, se si riuscirà a mantenere in un quantum finanziario accettabile l'accantonamento di risorse di parte corrente, io penso che i comuni comunque anche da questo punto di vista ai comuni viene riconosciuto lo sforzo che hanno fatto. Grazie, scusate se mi sono dilungato. Grazie Veronica, soprattutto per le importanti notizie e aggiornamenti fondamentali per i sindaci. Adesso apriamo poi formalmente l'assemblea. La prima parte riguarderà l'assemblea precongressuale in preparazione dell'assemblea nazionale. Saremo chiamati a nominare 5 componenti del Consiglio nazionale e 38 delegati all'assemblea nazionale. Saluto e ringrazio intanto i parlamentari per presenti, il Presidente della Camera di Commercio Pozza, e invito il Presidente Pella di Bianchi a fare il suo intervento di apertura. Grazie. Grazie, innanzitutto buongiorno a tutti voi. Dopo questo intervento del nostro segretario generale vi vedo un pochettino tristi. Io cercherò invece di rallegrarvi con delle notizie più positive rispetto a quello che è un quadro che sicuramente pur nelle difficoltà però vede un grande riconoscimento nei confronti di quella che è l'attenzione dei territori. Ma permettetemi prima di entrare in quello che è il merito di quello che è il mio intervento di salutare, di ringraziare oltre che Sua Eccellenza il Prefetto che ci ha appena abbandonato, sicuramente quelle che sono le bravissime colleghe parlamentari, l'onorevole Giorgia Andreuzza e l'onorevole Ingrid Bisa per l'impegno proficuo, soprattutto per l'attenzione continua e quotidiana che mettono in tutti quelli che sono gli emendamenti che ANCI fa arrivare ai gruppi parlamentari, e sicuramente la loro esperienza di amministratori locali fa sì non solo di avere quella conoscenza tecnica, ma anche e soprattutto di avere quella consapevolezza politica di dove si può fino arrivare. Naturalmente saluto anche i colleghi senatori, la senatrice Mara Bizzotto, il senatore Andrea Mantella, il senatore Gian Angelo Boff, che mi pare che ci abbia anche lui appena, eccolo qua, grazie per l'impegno che anche loro fanno come fanno i colleghi alla Camera, di quella che è l'attenzione che sicuramente è fondamentale nei due rami del Parlamento. Dico questo per poi passare al padrone di casa, all'amico Mario Conte. Mario, ti faccio i complimenti perché devo dire che sto girando le varie assemblee regionali, indubbiamente Veneto è vero che c'è un numero di comuni significativo, ma vedere così tanti amministratori, tanti sindaci, ma soprattutto tante donne, tanti giovani è un qualcosa che sicuramente non è facile trovare in nessuna parte d'Italia. Quindi credo che questo sia merito sicuramente tuo, quello del dottor Rapicavoli che sicuramente ti accompagna insieme a Enzo in quella che è una conduzione importante e significativa dell'ANCI regionale e soprattutto anche credo la capacità di avere in qualche modo portato all'interno dell'associazione quello spirito unitario, quello spirito di collaborazione, quello spirito che possa mettere all'attenzione dal più grande comune che è quello di Venezia per arrivare ai capoluoghi, ma tanti piccoli, piccolissimi comuni che oggi, permettetemi, hanno più bisogno di altri rispetto a quello che è il lavoro proficuo e costante che l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani sta portando avanti. Un lavoro che sicuramente, devo dire,
ci vede protagonisti in questo momento importante e significativo anche di quello che è un confronto con il quadro economico. Vedete, ognuno di noi fa il sindaco, io sono il quinto mandato, come tanti di voi che l'hanno fatto per tanti anni e continuano a farlo, e sappiamo bene che tra dire e fare non c'è di mezzo il mare, c'è di mezzo l'oceano. Noi purtroppo oggi dobbiamo avere la consapevolezza che il quadro economico internazionale è complesso. È complesso non solo per la guerra in corso da tanti anni e quella che ci spaventa ancora di più con l'accentuarsi sempre da parte del Medio Oriente, ma soprattutto con quelle che sono le regole del gioco, che ovviamente sono state cambiate, sono state modificate in quello che è un quadro futuro delle manovre economiche, in quello che è il nuovo patto, in quello che sono i nuovi vincoli. Guardate, lo dico con la consapevolezza di fare quello che è più importante per tutti noi. Nell'incontro che ho avuto l'altro giorno con il ministro Giorgetti, dove c'era presente, saluto anche se anche lui ci ha lasciato, il presidente della provincia, nonché anche vicepresidente dell'UPI, l'amico Marcon, abbiamo avuto la consapevolezza di un riconoscimento amministrativo del ruolo centrale da parte comune. Il ministro Giorgetti ha detto in maniera molto chiara che il comparto degli enti locali sarà escluso totalmente da quelli che sono le imposizioni stringenti che l'Europa pone. E non era un qualcosa da poco, perché ovviamente difendere gli enti locali significa aprire delle altre trattative con altri enti che ovviamente dovrà far quadrare quello che è il bilancio. Per quando noi facciamo i sindaci, ogni giorno lo viviamo sulla nostra pelle, sappiamo che se privilegiamo la cultura rispetto allo sport o se una strada rispetto a un'altra, non possiamo, dobbiamo fare delle scelte. Il fatto che le scelte vadano incontro ad una totale definizione, quadro economico e riconoscimento politico in un taglio da parte del governo nei confronti comuni, io credo che questo bisogna dirla, al di là di quella che è la singola posizione personale, è un riconoscimento politico che difficilmente si poteva ottenere. E il fatto che comunque in quelli che sono gli incontri che ho avuto in questi mesi in cabina di regia con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e con il Ministro Fitto, con il quale facciamo un grosso in bocca al lupo, anche per quello sarà un impegno importante e prioritario a livello europeo nei prossimi mesi, va su questa direzione. Sappiamo bene anche quanto è difficile modificare i nostri ordinamenti, i nostri regolamenti comunali, sappiamo benissimo quello che è il quadro giuridico, quello che è il quadro che sconfina con quelli che sono altri enti intermedi con i quali bisogna confrontarsi, con i quali bisogna affrontare determinate tematiche. Ebbene, anche qua, cari colleghi e cari amici, quella che è stata l'attenzione su una risoluzione è importante e significativa, soprattutto in quello che è un contesto complessivo di regole che noi non possiamo solo decidere autonomamente come su tante cose in quello che è il quadro giuridico nazionale, ma anche quello che è un confronto complesso, difficile, anche per una visione purtroppo non bella che l'Europa ha nei confronti dell'Italia, di quelle che sono regole del gioco che vanno condivise con tutti gli altri 27 paesi. E l'aspetto importante e significativo che vi dico, il fatto che nell'incontro che abbiamo avuto col ministro Giorgetti, che ci è venuto dire giovedì, cari ANCI e cari UPI, ho un emendamento che dobbiamo decidere adesso, che lo stanno discutendo e penso che i senatori erano in quel momento proprio a discutere su questo emendamento. Cosa ne dite se lo portiamo avanti? Era legato al PNRR. Grazie. Grazie, perché quell'emendamento che attraverso l'introduzione sull'omnibus che va incontro a quello che è il PNR sarà risolutivo in maniera simbolica, ma direi determinante, non simbolica, in quelli che sono temi importanti e significativi sulla nostra quotidianità. E cari colleghi, lo dico soprattutto per noi piccoli, dove non abbiamo molte volte quel personale qualificato settoriale che magari le grandi città o i grandi comuni hanno. Nei nostri territori molte volte le persone fanno più lavori, si occupano di più settori. E il fatto che comunque oggi, sempre col ministro Giorgetti l'altro giorno, abbiamo detto su quello che è un quadro anche di revisione del turnover, che vengano esclusi i comuni fino a 5.000 abitanti, cari colleghi, questo è un passo importante, perché c'è un riconoscimento anche di una divisione diversa tra i grandi comuni, le città metropolitane, ma soprattutto i piccoli, piccolissimi comuni, che ricordo tutti sono 6.000 su un totale di 7.900 comuni italiani. E questa attenzione che sicuramente va a toccare quello che è il cuore pulsante della nazione è quello che ci consente a noi di poter andare avanti. Il fatto che abbiamo determinato anche la possibilità
anche se di non competenza. Su questo ringrazio invece il Ministro Piantedosi e il Sottosegretario Vandaferro per quella che sarà l'attenzione della revisione del testo unico. Questo è un aspetto importante. Io ho inviato una lettera, come diceva il Segretario Generale prima, immediatamente al Ministro Piantedosi per chiedere di procedere rapidamente e speditamente in quella che è l'approvazione del testo unico. Perché noi abbiamo, cari colleghi, un testo unico datato da oltre 20 anni, che non tiene conto rispetto a quella che è stata l'evoluzione degli ultimi anni. Un testo unico che deve riprendere, e su questo il lavoro che stiamo portando avanti è molto importante e significativo, ancora prima che arrivi in quella che è la discussione parlamentare dei due rami della Camera e del Senato, su quello che è un quadro che tiene conto, se vi ricordate, di quella bellissima legge Liberiamo i Sindaci, che era stata firmata da 3.500 di voi colleghi, che in qualche modo noi mettiamo come punto di partenza su quello che è il quadro della revisione. E il fatto di partire da quel documento, che parte dal territorio, parte da noi, parte da chi vive quotidianamente quei temi, io credo che sia importante. E non me ne vogliano nessuno, ma noi non possiamo aspettare di chiudere il quadro generale, perché noi abbiamo 8.000 comuni che dobbiamo soddisfare indipendentemente da quello che è il quadro complessivo di tutti. E oggi, soprattutto dai piccoli, piccolissimi, arriva una richiesta determinante e forte di arrivare ad approvare finalmente quello che è il quadro del testo unico. E su quello si introduce il tema dei segretari comunali. Un tema dei segretari comunali che sicuramente ha necessità. Non possiamo più tenere con segretari comunali a scavalco di 5, 6, 7 comuni, con tutto quello che è l'impegno e con tutta quella che è la gravità che si riversa. Anche su questo c'è un confronto serrato. Io sono fiducioso che comunque si possa trovare una soluzione, anche perché il tema dei segretari non solo è basilare, fondamentale in quello che è il quadro generale, ma soprattutto perché ci consente anche dal punto di vista normativo di essere un pochettino più sereni in quella che è la conduzione. Guardate, in questi anni sicuramente ANCI si è mossa in spirito anche in significativo. Io credo importanti sono stati 2 traguardi che abbiamo ottenuti. Sul primo siamo stati un po' silenti, ma permettetelo, lo dico a titolo anche personale. Io credo che il fatto di aver avuto delle norme che vanno incontro a quello che era l'abuso dell'ufficio sia un riconoscimento politico-giuridico fondamentale, perché sappiamo bene che mettere una firma, mettere un qualcosa non era più accettabile, consentibile di non poter affrontare. E bisogna avere anche la forza di dirle queste cose, indipendentemente da quello che è, perché comunque è giusto che si proceda con le condanne, anche con quelle che sono le pene più importanti e significative, ma quando c'è dolo c'è colpa grave, quando c'è un ritorno, non quando si mette una firma che tante volte ci è stata obbligata a mettere, l'abbiamo messa con la consapevolezza di fare un qualcosa di buono e invece alla fine poi si riversa, perché lì non vanno solo di mezzo quelle che sono le nostre esperienze e quelle che sono anche le nostre prospettive politiche, ma lì va di mezzo la famiglia, ci vanno di mezzo i figli, ci vanno di mezzo le questioni lavorative, e io credo che su questo la forza che noi abbiamo dato è importante, perché noi non vogliamo tutele maggiori rispetto agli altri, però vogliamo essere garantiti di essere tutelati su quello che è un rispetto, così come anche quello del fronte dell'indennità. Io credo che anche su questo sia stato importante e fondamentale riconoscere un riconoscimento corretto e significativo anche su quello che è l'impegno che ognuno di voi mette sui territori, perché se io si considero i diversi livelli di trattamento, dal parlamentare a quello del consiglio regionale a quello del sindaco, era giusto in qualche modo dare un aspetto importante. L'ho toccato molto bene il presidente Ciambetti, che ringrazio anche per il suo impegno che sta portando avanti con passione e determinazione a livello europeo nel Comitato delle Regioni. Ebbene, lì si affrontano quei temi di carattere non solo sociale, ma oserei dire di carattere soprattutto di quello che è l'assetto del futuro del nostro pianeta attraverso il clima, su cui dobbiamo fare. Il fatto che noi oggi chiediamo, i colleghi parlamentari e senatori lo sanno perché ci sono proposte parlamentari di tutte le forze politiche condivise da parte di tutti, di arrivare finalmente a dare un quadro generale su quello che è il dissesto idrogeologico, perché anche qua, signori, non possiamo sempre scaricare la responsabilità di quello che è il tema dei sindaci con questi messaggi che ci allertano gialla, rossa e verde, quando alla fine poi la responsabilità di chi è di chi noi. Noi dobbiamo non solo avere una consapevolezza di responsabilità, ma abbiamo anche una consapevolezza di avere quelle determinate risorse.
Ecco quindi, su questo permettetemi, ringrazio il Presidente Federica perché con lui ho avviato una stagione di rapporti istituzionali tra ANCI e Conferenza delle Regioni che non c'era e che va continuata in quella che deve essere una fattiva collaborazione tra di noi. Non stiamo giocando su campi diversi, a partire dal governo per arrivare al comune, stiamo giocando tutti con la stessa maglia, con quella fascia tricolore che noi ci onoriamo di portare ogni giorno in tutti i posti, perché la fascia di colore, noi non siamo qualcosa di distante, non siamo qualcosa di diverso, noi siamo, come dice il Presidente Mattarella, la parte terminale, più prossima, quella più vicina ai cittadini, quella parte che va tutelata e va riconosciuta in tutti i livelli istituzionali in un rapporto di sinergia, di collaborazione, perché cari colleghi, cari amici, solo attraverso il gioco di squadra si ottengono i risultati e lo sappiamo bene che senza i nostri assessori, senza i nostri consiglieri, anche quelli di opposizione che magari ci stimolano a fare cose che magari ci avrebbero rallentati, non riusciremo a governare al meglio quelle che sono le nostre comunità. E sul tema del PNRR, e vi concludo, io credo che sicuramente l'Italia, come diceva Veronica Nicotra, ha dimostrato di essere quel paese fondatore che forse tanti paesi europei non si ricordano più, perché sull'applicazione del PNRR, diciamocelo in maniera con grande orgoglio, i comuni italiani sono stati un comparto che ha saputo realizzare al meglio e utilizzare al meglio quelle risorse in tutte le sue fasi. E l'Italia, comunque, tra tutti i paesi europei, in questo momento è la prima per aver applicato al meglio quello che il PNRR, tenuto conto che le risorse dell'Italia rispetto agli altri paesi sono decisamente maggiori, magari 3-4 volte anche paesi più grandi rispetto al nostro, come il nostro, tipo la Francia. Ebbene, io credo che su questo va fatto un grosso lavoro, sul tema dello ZES, delle aree interne, anche qua. Credo che ieri, l'ho detto anche col Ministro Giorgetti, il fatto di aver avuto quel bando dove c'è stata una partecipazione, caro Mario, come tu ben sai, non solo da parte dei comuni del centro-sud, ma anche di tanti comuni del nord, attraverso quello che è un riconoscimento anche di progetti che in qualche modo salvaguardino il territorio, per evitare, cari colleghi, quel fenomeno del controesodo. Perché io sono spaventato per un dato che l'Organizzazione Mondiale della Salute o della Sanità ci sta dicendo. Oggi abbiamo il 34% della popolazione italiana che vive nelle aree metropolitane. L'OMS ci dice che nel 2050 supereremo il 50%, vuol dire invivibilità delle aree metropolitane, abbandono delle aree interne e aumento di quello che è il fenomeno del dissesto idrogeologico. Va invertita questa curva. Noi dobbiamo chiedere con forza di tutelare tutti i comuni, a partire da quelli montani, a quelli rurali, a quelli interni, perché se non facciamo un gioco di questo genere rischiamo veramente di trovarci in grosse difficoltà negli anni futuri. E proprio mercoledì avremo un'importante audizione in Commissione Periferie, congiunta Senato e Camera, dove come ANCI saremo auditi e in quella commissione dovremo mettere in evidenza in modo particolare questi temi, partendo anche da un tema prioritario che è quello della salute, perché oggi sul tema della salute, sul tema delle malattie non trasmissibili, oggi dobbiamo fare un grosso lavoro, perché veramente su quei livelli lì rischiamo di sconquassare completamente il bilancio nazionale e regionale, che già come ben sapete supera l'80-85% sulla spesa sanitaria, su quello che è il tema. Ecco per questo che come ANCI stiamo investendo molto sui temi della salute, molto sui temi della prevenzione, molto sui temi della lievità, su sponsorizzare e spingere la popolazione a fare attività fisica, perché l'inattività oggi costa 80 miliardi all'Europa stessa. Chiudo con un aspetto che mi è stato chiesto anche prima, entrando su quella che è la tassa di soggiorno. Guardate, tassa di soggiorno abbiamo avuto un incontro con il Ministro Santanchè. Come ben sapete c'è una volontà da parte del Governo di rivedere, innanzitutto di ampliare quella che è la possibilità di applicazione della tassa di soggiorno a tutti i comuni. E questo credo che sia un qualcosa di giusto, anche perché sarà la facoltà di un sindaco, come è l'addizionale, di mettere 0,5, 0,7, 0,8, di applicarlo o di non applicarla. Ma nello stesso tempo abbiamo chiesto, e penso che per Mario, come per il sindaco di Verona o il sindaco di Vicenza o le città più importanti anche dal punto di vista turistico, rappresenta una fonte importante anche in quello che è l'insieme del bilancio, ebbene su queste risorse abbiamo chiesto di andare a regime invariato. Sicuramente la volontà è di arrivare, da quello che abbiamo capito con il Ministro Giorgetti, probabilmente non ci sarà un'accelerazione da qui a ottobre, ma probabilmente sarà inserita in quello che è il quadro generale di una manovra economica. E dico onestamente, tenuto conto di quelle che sono difficoltà, tenuto conto di quello che è il nuovo quadro giuridico, istituzionale e complesso dell'Europa, posso dire che su questo è
ho avuto la grande sensazione, oltre che la dimostrazione, anche non solo con numeri oggi, ma con numeri domani, perché chi fa politica non deve guardare cosa è successo niente, né tantomeno oggi, ma deve pensare a quello che domani, perché i cittadini ci chiedono di avere fiducia. Ebbene, vi posso dire con serenità e con onestà intellettuale che quello che ci aspetta è una finanziaria che sicuramente ci vedrà protagonisti ed una manovra economica che non ci penalizzerà. Grazie a tutti e viva l'Ancivene! Grazie Presidente. Allora, cerchiamo di chiudere la prima parte con le formalità. Allora, in conformità al regolamento per l'Assemblea nazionale deliberato dal Consiglio nazionale di ANCI, sono pervenute le candidature dei 38 delegati all'Assemblea nazionale che spettano all'ANCI Veneto, sottoscritte dal 3% dei soli dal regolamento, e i 5 componenti del Consiglio nazionale. Avendo un'unica lista bloccata e quindi non ci sono plurime candidature, per facilitare le operazioni, se l'Assemblea è d'accordo potremmo votare per alzata di mano, quindi così facilitiamo le operazioni. Se c'è qualche obiezione, no. Allora do lettura della lista dei delegati all'Assemblea nazionale. Agostini Marco, sindaco di Mestrino; Vezzu Paolo, consigliere comunale di Rovigo; Barazza Maria Rosa, sindaco Cappella Maggiore; Benin Giorgia, sindaco Nunzelice; Beltrame Luisa, sindaco Aviano Polesine; Bevilacqua Franco, sindaco di Spinea; Bonesso Franco, sindaco Trevignano; Perezza Antonio, assessore di Padova; Buson Chiara, sindaco di Urbano; Cavazzana Massimo, sindaco Tribano; Centron Rossella, sindaco di Silea; Circuito Oscar, sindaco Teglio Veneto; Corradina Antonella, sindaco di Sanaconco; da Soler Cristina, sindaco di San Giovanni Marino; Dandanese Daniele, sindaco Zenzoni di Piave; Zezzotti Christopher, sindaco di Jesolo; Franzè Luca, sindaco di San Vido; Grosso Claudio, sindaco di Quarto d'Alpino; Leonardo Ornella, sindaco di Gazzo; Maccarone Katia, sindaco di Campo San Piero; Macolan Valentina, sindaco di Carré; Moro Davide, sindaco di Due Carrare; Munari Per Francesco, sindaco di Cavarzere; Naletto Gianluigi, sindaco di Rolo; Nardina Andrea, sindaco di Montegalta; Pasqualo Meriti, sindaco di Milano di Brenta; Pavanello Maria Rosa, consigliere comunale di Milano; Piero Bonluca, sindaco di Cittadella; Pino Claudio, sindaco di Servazzano Dentro; Brando Luca, sindaco di Lusia; Quagliato Graziella, sindaco di Teolo; Ruffo Emanuela, sindaco di Illasi; Scaldelato Maria, sindaco di Oderzo; Slongo Sebastiano, consigliere comunale di Feltre; Susanna Silvia, sindaco di Consiglio di Piave; Trento Alberto, sindaco di Fontaniva; Zecchio Francesca, sindaco di Lendinara; Zuccol Matteo, consigliere comunale di Bonegno. Questa è la lista. Chi è favorevole alzi la mano. Ci sono astenuti? Ci sono contrari? Benissimo, l'Assemblea approva all'unanimità. Grazie. Passiamo all'individuazione dei 5 componenti di ANCI Veneto al Consiglio nazionale, poi naturalmente si aggiungeranno i componenti di diritto. Bazzanello Roberto, consigliere comunale di Tribano; Bellomo Matteo, vice sindaco di Loro; Cavazzana Massimo, sindaco di Tribano; Finco Nicola, sindaco Bassano del Grappa; Martini Nicola, sindaco di Erbe. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Benissimo, all'unanimità. Grazie. Abbiamo così ultimato la parte relativa all'assemblea precongressuale in preparazione di quella nazionale. Possiamo aprire l'assemblea congressuale di ANCI Veneto. Passo la parola al Presidente Mario Conte. Grazie. Buongiorno a tutti. Poi inizieremo una serie di riflessioni nella mia relazione, però siccome quello che stiamo vivendo oggi è frutto di un gioco di squadra che ha visto tutti voi protagonisti, ma soprattutto il mio ufficio di presidenza, che ringrazio davvero tanto, io gradirei e cedo subito la parola ai miei vicepresidenti, a partire da Maria Rosa Pavanello, per un saluto e una piccola riflessione, e poi mi riservo nella mia relazione di dirvi tutta una serie di riflessioni. Grazie, intanto buongiorno a tutti e a tutti, ai sindaci e agli amministratori.
Presidente Mario Conte, al Presidente Roberto Pella, alla Segretaria Generale Veronica Nicola, al Direttore di ANCI Veneto e al Direttore di ANCI Next, Enzo Mori, e a tutta la struttura di ANCI. Allora, io ho scritto qualcosa, non so se lo sentirò, ecco. Innanzitutto voglio dire grazie al Presidente Mario Conte perché sono stati 5 anni di vera collaborazione, proprio pratica e concreta, e questa collaborazione ha permesso di confermare ANCI Veneto come primario interlocutore cardine tra i sindaci e le istituzioni sovraordinate, e quindi anche è stata una connessione tra cittadini e politica. Credo che sia un grande valore e un grande merito di Mario Conte e della sua capacità di coinvolgimento e anche della sua semplicità e del saper affrontare momenti particolarmente delicati, perché ricordiamoci che il nostro mandato è coinciso esattamente con il Covid, con la guerra in Ucraina, con enormi conflitti, una crisi economica, l'attuazione del PNRR. Voglio anche ringraziare tutti i membri del direttivo uscente e anche in particolare alcuni con cui si è creato proprio un legame molto molto importante. L'ex sindaco Cristina Andretta, Andrea Martellato, l'ex sindaco Miriam Giuliatti, Diego Marchioro, ma perché abbiamo fatto squadra in un momento faticoso. Non so se tutti sono in grado di capire oggi qui abbiamo davanti tanti nuovi amministratori, ci sono state elezioni importanti nella nostra regione, più di 300 comuni sono andati al voto a giugno e moltissimi di questi hanno rinnovato completamente l'amministrazione. Noi che abbiamo vissuto questi momenti, solo insieme, al di là delle appartenenze, siamo riusciti ad affrontare quei momenti. E quindi ci siamo uniti per il bene dei nostri cittadini e delle nostre comunità. E abbiamo fatto squadra, questo è il tema. E quindi siamo davvero diventati una grande famiglia. Alcuni ovviamente mi mancheranno e ci mancheranno. Un grazie particolare al direttore Carlo Rappicavoli e a tutti i dipendenti. Io sono a volte un po' brusca, abbastanza insistente, quindi spesso vi ho pressato, però per ottenere dei risultati, e mi avete sempre pagato con il massimo della fiducia. Grazie, grazie davvero. Allora, diciamo che questo percorso è un percorso di 10 anni, no? Ed è un percorso che in questi 10 anni sono volati, perché sono stati citati da chi mi ha preceduto tantissimi eventi che sono capitati in questi 10 anni, tantissime riforme, e noi le abbiamo dovute affrontare in prima linea. Non è stata certamente una passeggiata. Diciamo che insieme abbiamo rilanciato anche la nostra struttura di ANCI regionale. Era un ente che quando è stato preso in mano aveva delle enormi difficoltà. Abbiamo fatto dei cambiamenti importanti e come squadra abbiamo lavorato per dare una sicurezza e una maggiore rappresentatività. Abbiamo messo in sicurezza questa associazione, ma perché? Ma per dare voce ai comuni, ai più piccoli, ai comuni medi, che a volte sono quelli che sono più pressati, no? Abbiamo le città capoluogo e abbiamo i comuni medi, abbiamo i piccoli comuni. Questa è la nostra struttura regionale e noi dobbiamo dare risposte a tutti. E io credo, l'ufficio di presidenza, uscente, ma anche chi ha lavorato in questi 10 anni, davvero dobbiamo riuscire a tradurre le esigenze concrete di questi territori che sono diversi e portarli anche a livello nazionale. Non è stato semplice, perché noi abbiamo anche vissuto gli anni del patto di stabilità. Veronica Nicotra, che ringrazio davvero perché anche nel periodo in cui abbiamo fatto un'importante riorganizzazione che è stata completata recentemente, ha dato una grossa mano alla struttura di ANCI Veneto. Davvero grazie, perché ha compreso che c'era la volontà di dare un ruolo importante. Allora, quindi credo che sia particolarmente importante ascoltare tutti i comuni e anche riportare le diversità dei territori. La sfida del Covid e soprattutto poi la sfida del PNRR. Credo che proprio il nostro aver dimostrato,
grazie a Mario Conte che ci ha guidato e che spesso ha preso delle posizioni importanti, tantissime volte, a prescindere per difendere gli interessi dei comuni, siamo riusciti a far sì che moltissimi comuni del Veneto abbiano partecipato ai bandi PNRR. I bandi PNRR sono una delle, credo nella mia esperienza di amministratrice abbastanza lunga, ultra ventennale, una delle fatiche più grandi. Prima Veronica Di Cotra lo ricordava, abbiamo chiesto tantissimo alle nostre strutture, stiamo chiedendo tantissimo, però l'abbiamo fatto perché ci abbiamo creduto, perché abbiamo creduto che questa fosse un'opportunità per cambiare e per dare davvero vita a dei progetti che non eravamo riusciti a rifinanziare. Abbiamo puntato molto sulla rigenerazione urbana per dare vita a dei luoghi che le nostre comunità possono nuovamente riutilizzare. Ricordo anche il bando periferie che hanno avuto le città capoluogo, anche quello è un risultato davvero straordinario. Le città capoluogo, le città metropolitane possono fare da traino, però devono seguire anche gli altri comuni. Io insisto molto su questo perché davvero io sento che quella di essere amministratrice per me è una vocazione, no? Come vi dico, sono più di 20 anni ed è il ruolo che dà maggiori soddisfazioni. È anche il ruolo più difficile e più importante perché poi ci confrontiamo con i cittadini. ANCI è cresciuta tantissimo in questi 5 anni per quanto riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli amministratori. La formazione ha avuto dei numeri importantissimi e parlo in particolare di ANCI Veneto e anche il ruolo che ha avuto ANCI, che sta avendo per la trasformazione digitale. Questo è un risultato davvero grande, sono stati gestiti, Presidente, direttamente i fondi in rapporto con la Regione ed è stato uno dei risultati più importanti, sapendo quanto anche la trasformazione digitale può aiutare di fronte a problemi che in realtà sono peggiorati rispetto al personale dei comuni. Abbiamo lavorato tanto per rinforzare anche il numero di persone, è stata introdotta una normativa che ha permesso nuovamente di assumere, però che cosa sta succedendo? Sta succedendo che i comuni stanno perdendo sempre più risorse, perché le risorse preparate hanno tantissime richieste e si spostano da un comune all'altro. Io credo che Mario Conte nella sua relazione programmatica futura questo sarà uno dei temi principali, perché se i comuni, tutti i comuni non hanno del personale preparato, non possiamo dare i servizi ai cittadini, questo è il tema. E prego che sia questo uno degli impegni principali anche nella prossima legge di bilancio, quello di trovare degli strumenti snelli che i comuni possano applicare in sede di contrattazione decentrata per fidelizzare il proprio personale. ANCI su questo ANCI Nazionale che ha presentato tantissimi emendamenti ma non sono mai passati. Siccome qui abbiamo dei parlamentari, dei senatori, il Presidente Pella è anche in Parlamento, penso che questo sia uno dei temi principali sul quale continuare a lavorare. Chiudo perché ci sono gli altri vicepresidenti che ringrazio tantissimo, ringrazio Elisa Venturini, ringrazio Eric il sindaco di Carmignano, che possono integrare quello che abbiamo fatto perché dobbiamo lasciare spazio a tutti. Ecco. Io voglio così chiudere facendo un saluto alla maggior parte dei sindaci che prenderanno dei ruoli importanti, perché ci sono sindaci e sindache neoeletti. Lasciatevelo dire da chi è stata sindaco. Ci sarà un momento che quando sarà esaurito il vostro mandato, perché arriva a termine, in cui tutti i problemi e tutte le difficoltà e lo stress vi mancheranno. Nel lavoro di sindaco sei in prima linea, nessun filtro tra la vostra faccia e il cittadino. E il cittadino vi potrà dare una carezza o anche tirare uno schiaffo se vi va bene. Non ci sarà nessuno a coprirvi le spalle, solo tanto lavoro per voi e per chi vi rappresenterà da questi ruoli. Eppure lo so, perché è successo a me e continua a succedere, questo ruolo vi mancherà, perché fare il sindaco è il lavoro più bello del mondo, è quello che dà più soddisfazione e più responsabilità, e credo che ANCI Veneto, ma anche ANCI
ANCI nazionale sia un luogo in cui crescere come comunità, in cui arricchirsi, e non è semplicemente un luogo in cui a volte ci sono anche i momenti in cui ci si fa anche compagnia e ci si rafforza, ma è davvero una comunità che può dare la forza anche per superare momenti difficili. Non voglio spaventarvi, avete sentito della nuova legge finanziaria, probabilmente ritorneranno momenti faticosi. Io li ho vissuti personalmente, io e la mia squadra nel mio comune con il patto di stabilità. Io credo che Mario Conte e tutta la squadra che in prima linea lo affiancherà dovrà lavorare molto in questo senso, insieme con ANCI nazionale, per far sì che gli effetti più duri del patto di stabilità non si ripercuotano e non si possono ripercuotere per i comuni. Spero che i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, che sono tanti nella regione, verranno esonerati dall'applicazione del patto di stabilità, perché oltre al problema delle aree interne, di un'inflazione galoppante, che le persone poi si spostano nelle aree più servite, abbiamo anche un invecchiamento importante e abbiamo bisogno di ragionare con visione, con le risorse scarse che abbiamo, come utilizzarle. Uno degli ambiti su cui mi sono impegnata molto e probabilmente mi piacerebbe poter dare ancora la mia esperienza è proprio l'ambito del settore sociale. Abbiamo una sfida importantissima nella nostra regione, l'applicazione concreta della legge regionale sugli ambiti territoriali e sociali. Siccome attraverso queste nuove strutture in cui dovremmo organizzarci per erogare i servizi, dovremmo monitorare davvero bene come i vari territori, dove non ci sono le città capoluogo, sapranno realizzare al meglio questa legge. E io credo che dovremo fare squadra proprio per applicare al meglio questa legge e per dare servizi ai cittadini. Per quello anche il terzo settore sarà importante in questo. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie Maria Rosa, grazie che mi lasci dire una parte della relazione andata. Elisa Venturini, chiedo agli altri due Grazie Presidente, hai saputo che sono sintetica nei miei interventi, quindi ti giuro, te lo prometto, sarò rapidissima. Allora, un caro saluto a sindaci, assessori e consiglieri comunali e un cordiale benvenuto e saluto a tutte le autorità e gli ospiti presenti che ci onorano con la loro presenza, perché per noi è un momento significativo, è un nuovo start, una nuova ripartenza. E prima il signor Prefetto, nel ricordare i 50 anni di ANCI, diceva una vecchia signora. Allora io dico che è ancora una giovane signora, ANCI, a 50 anni, che può fare ancora molto, considerata la storia millenaria dei comuni. ANCI io lo penso come un contenitore, forse il termine più esatto perché è troppo generico contenitore, lo definisco uno scrigno, perché lo scrigno custodisce sempre degli oggetti, dei gioielli, delle cose preziose. E allora ANCI è un contenitore scrigno di esperienze, di attività dei nostri amministratori che sono passati per ANCI, che sono in ANCI, sono centinaia di persone che hanno dedicato il loro tempo. E allora a tutti loro e a tutti voi che in ANCI prestate la vostra attività, grazie veramente di cuore. In questi anni, in questi 50 anni è cambiato molto, è cambiata la figura dell'amministratore, del sindaco, pensate con l'elezione diretta del sindaco, com'è cambiato il ruolo, il potere, il rapporto con il consiglio comunale, ed è cambiata la comunicazione. Io ricordo 20 anni fa che ero consigliere di minoranza del mio comune, alle 5 di mattina mi svegliavo, andavo a fare volantinaggio da soli in tutto il comune e ci impiegavo un bel po' di tempo. Adesso con un battito di ciglia, con un messaggio su WhatsApp, con Telegram, puoi raggiungere migliaia di persone. Voi capite che cosa vuol dire la comunicazione adesso. E amministrare, comunicare, lo diciamo sempre ai nostri nuovi amministratori, rappresentano le due facce della stessa medaglia. Non si possono amministrare, bisogna anche comunicare. È un'altra fatica, perché è faticoso comunicare, però bisogna farlo. E quindi nei cambiamenti noi ci dobbiamo inserire. E quello che però non cambia, e lo dico questo per esperienza anche qui ultraventennale, è il rapporto tra lo Stato e gli enti territoriali. Quello non cambia. È un rapporto dialogico, a tratti difficile, altre volte di collaborazione, sempre di leale collaborazione,
provocazione, ma questo per dirvi che viaggiamo su logiche diverse. Lo Stato viaggia su una sua visione, gli enti territoriali comuni sono un'altra, dobbiamo cercare sempre di collaborare. Questo è il lavoro dove ANCI si va ad inserire, ANCI Veneto si va ad inserire, e lo fa veramente con lo spirito di rappresentare il territorio, cosa che ANCI fa anche a livello regionale, in vari organismi. ANCI viene audito, dà pareri, e questo è importante per poter dare il contributo e la presenza del territorio. Permettetemi solo un flash di questi ultimi anni, ed è motivo di soddisfazione per tutti, penso, il fatto che nelle normative nazionali ci sono anche dei pezzetti di ANCI Veneto, cioè c'è un pezzetto dell'esperienza degli amministratori dei nostri territori. Cito su tutti il codice della protezione civile applicato a livello nazionale, c'è un pezzetto di ANCI Veneto. Grazie a Mario Conte, grazie agli amministratori, c'è un pezzetto dell'esperienza dei nostri amministratori, della nostra protezione civile, della nostra esperienza, come del regolamento di gruppi comunali di protezione civile. E questo per dire come il nostro lavoro comunque a livello nazionale è presente. Allora chiudo facendo dei ringraziamenti dovuti a Mario per la capacità di condivisione e di portare avanti i progetti, uomo perseverante, tenace. Insieme a lui l'ufficio di presidenza, Maria Rosa Pavanella, Eric Pasqualon, un passaggio lo faccio anche ricordando Alessandro Bolis, perché nei tempi del giovanile di Forza Italia lui c'era. E poi naturalmente gli uffici che danno una mano quotidianamente nell'attività, le tante persone che ringrazio veramente di cuore, il direttivo, il consiglio e le consulte, tutti un grande lavoro che verrà portato avanti e che dimostra come ci sia un attaccamento e la volontà di portare quelle che sono le istanze e gli interessi del nostro territorio e di farli valere. Quindi grazie veramente di cuore e di buoni lavori. Buongiorno a tutti, sarò brevissimo come richiesto dal Presidente. Un saluto da parte mia, dall'ultimo arrivato, perché come sapete io sono stato nominato il 6 febbraio di quest'anno e quindi ringrazio Mario Conte per la fiducia, ma soprattutto per il lavoro che ha fatto in questi anni, fatti di professionalità, di passione, di dedizione, ma anche di concretezza, perché in ANCI portiamo la fascia, portiamo i valori di amministratori locali che vanno al di là dei nostri colori politici, e quindi questo va dato sicuramente merito al Presidente di portare sempre nel petto questi tre colori che noi portiamo con orgoglio, che non sono i colori del partito, non sono i colori del territorio. Credo che questo sia veramente l'aspetto più importante che ANCI rappresenta e rappresenta nella sua presidenza. Naturalmente ringrazio tutti i colleghi dell'ufficio di presidenza, lasciatemi fare anche personalmente un passaggio di ricordo affettuoso al mio sindaco, come ha fatto bene a ricordare anche Elisa Venturini, perché è anche merito suo se io sono qui a rappresentare ANCI e anche rappresentare il mio comune per la passione con la quale lui ci ha sempre messo nel portare avanti i valori della nostra comunità e i valori di ANCI. Velocemente io volevo solamente ringraziare tutta la struttura anche di ANCI, direttore, Rapicavoli, Enzo Muoio, tutti coloro che lavorano dietro questa struttura, è una struttura importante che lavora per noi, per voi, per il nostro territorio, e lo ringrazio e ringrazio tutti perché non è facile dare delle risposte concrete agli amministratori in un momento sempre più difficile dove ci sono tantissime difficoltà, ma noi siamo chiamati a dare delle soluzioni attraverso un grande lavoro di squadra, e questo è un altro merito di Mario Conte, quello di ascoltare, di condividere, soprattutto di fare sintesi e di dare delle risposte in squadra. Molto spesso noi tentiamo magari di fare anche delle cose anche da sindaci in prima persona proprio per velocizzare i processi, però chiaramente magari a volte si fa prima con dare delle risposte in prima persona, ma il lavoro di squadra sicuramente ci fa fare molta più strada, e quindi su questo percorso che ha introdotto Mario Conte noi proseguiremo, e chiaramente quindi auguriamoci tutti noi un buon lavoro e grazie Presidente.
passare alla relazione del Presidente, proseguiamo con le votazioni, in modo da rinnovare gli ordini. Allora, l'Assemblea è chiamata a nominare e eleggere il Presidente di ANCI, il Consiglio e il Collegio dei Revisori. Poi il Presidente comunicherà la sua proposta di composizione del direttivo e la proposta di nomina del direttore. Allora, per la candidatura del Presidente, secondo le modalità previste dallo Statuto, è pervenuta una candidatura con 60 sottoscrizioni. Il candidato è Mario Conte, sindaco di Treviso, che nella sua proposta di candidatura ha proposto anche la composizione del nuovo ufficio di presidenza, così composto: vicepresidente vicario Possamari Giacomo, sindaco di Vicenza, proposta dei vicepresidenti De Zotti Christopher, sindaco di Jesolo, Pasqualone Eric, sindaco di Camignano di Brenta, e Tonini Elisa, consigliere comunale di Casalserugo. Quindi, come prima, se siete d'accordo, votiamo per alzata di mano, visto che c'è un'unica candidatura. Chi è d'accordo? Ci sono astenuti? Ci sono contrari? Nessuno. Congratulazioni, Presidente. Le formalità. Dunque, per le candidature del Consiglio, vi do letture dei nomi, sono tanti, faccio il più veloce possibile. Algio Lucrezia, consigliere comunale Conigliano; Agostini Marco, sindaco di Mestrino; Vezzu Paolo, consigliere comunale Rovigo; Barazza Maria Rosa, sindaco Capella Maggiore; Bazzarello Roberto, consigliere comunale Tripano; Bedin Giorgio, sindaco di Monselice; Beltrame Luisa, sindaco Ariano Polesine; Bevilacqua Franco, sindaco di Spinea; Bolzoni Gabriele, vice sindaco di Mira; Perez Antonio, assessore di Padova; Buson Chiara, sindaco di Rubano; Cappellini Elena, consigliere comunale di Padova; Cavazzana Massimo, sindaco Tripano; Cecchinato Matteo, sindaco Casalserugo; Centro Rossella, sindaco di Silea; Cicuto Oscar, sindaco Teio Veneto; Cornello Monica, vice sindaco di Martellago; Corradina Antonella, sindaco di Luciana Pompo; da Soller Cristina, sindaco di Sonio Valmarino; dal Cielo Giovanni, consigliere comunale Castelnuovo del Gatta; dall'Anese Daniele, sindaco del Sol di Piave; De Luca Giacomo, sindaco di Fregone; De Zotti Christopher, sindaco di Jesolo; Denti Andrea, consigliere comunale di Rovigo; Donato Roberto, vice sindaco di Legnano; Fanton Luca, sindaco di Cavalzo di Cadore; Ferrari Elisa Maria, sindaco di Crespadoro; Fippone Maurizio, sindaco Vagliona; Franzè Luca, sindaco per San Vito; Gobbi Armando, sindaco Bonavigo; Grosso Claudio, sindaco Quarto d'Altino; Guadagni Denise, vice sindaco Sanente del Grappa; Dani Stefano, sindaco Gresignano di Zocco; Luciani Paolo, assessore di Belluno; Mancari Andrea, sindaco Giavole del Montello; Maccarone Katia, sindaco Campo San Piero; Maculano Valentina, sindaco di Carré; Marin Fabio, sindaco San Giovanni di Ezzerini; Meregon Tatiana, consigliere comunale Borgo Valbelluna; Moro Davide, sindaco Due Carrare; Monzo Matteo, sindaco Marostica; Munari per Francesco, sindaco Cavarzene; Naletto Germiti, sindaco di Loro; Pavanena, consigliere comunale Rovigo; Pavanera Maria Rosa, consigliere comunale di Milano; Pozzobon Luca, sindaco di Cittadella; Piron Claudio, sindaco Salvazzano Dentro; Portonieri Marco, vice sindaco di Nogara; Pozza Francesco, vice sindaco Abano Terme; Prando Luca, sindaco di Lusia; Pressi Matteo, sindaco di Soave; Guagliato Graziella, sindaco di Teoro; Rocco Nicolò Maria, consigliere comunale di Treviso; Buffo Emanuele, sindaco di Illasi; Scarzotto Manuel, sindaco Colonia Veneto; Soave Fulvio, sindaco San Bonifacio; Soldan Stefano, sindaco Pieve di Sorigo; Sterna Nicolò, consigliere comunale Arzignano; Susanna Silvia, sindaco Consiglio di Piave; Tasso Gabriele, sindaco San Pietro Mussolino; Tassoni Luigi, sindaco di Alonte; Trentino Luca, sindaco di Nogarore Rocca; Trento Alberto, sindaco di Fontaniva; Turetta Andrea, sindaco Bruno della Badesse; Turin Enrico, consigliere comunale di Padova; Volpin Leonardo, vice sindaco Ponte San Nicolò; Zeta Chiara, consigliere comunale di Piedavena; Zacchetta Diego, sindaco di Gaiadine. Chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Unanimità? Buon lavoro a tutti i nuovi La proposta per il revisore effettivo è il dottor Bottecchia Giovanni e il revisore supplente Andreose Fabio. Mettiamo in votazione. Astenuti? Contrari? Nessuno? Grazie. E qui doppia acclamazione. Proposta nomina del direttore Carlo Roticavo.
Din Giorgia, sindaco di Monselice, Bolzoni Gabriele, vice sindaco Mira, Cavazzana Massimo, sindaco di Tribano, Cecchinato Matteo, sindaco Casalserrugo, Da Soler Cristina, sindaco di Cison di Valmarino, Ferrari Elisa Maria, sindaco di Crespadoro, Ferrazzoli Luca, sindaco Valbrenta, Franzè Luca, sindaco Bressanvido, Guadagnin Denise, vice sindaco Serendel Grappa, Mozzo Matteo, sindaco di Marostica, Munari Pierfrancesco, sindaco di Cavarze, Onisto Deborah, consigliere comunale Venezia, Pizzo Lucia, sindaco Piove di Sacco, Stocco Elena, sindaco di Preganziol, Tasso Gabriele, sindaco di San Pietro Mussolino, Turetta Andrea, sindaco di Grumolo delle Abbadesse, Verzè Beatrice, consigliera comunale Verona, Zanchetta Diego, sindaco di Gaiarine. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Buon lavoro anche al consiglio direttivo. Dopo l'intervento della Pavanello io porto i saluti. Però fatemi in realtà partire subito dai ringraziamenti. Parto davvero con dei ringraziamenti sinceri alla mia squadra, al mio ufficio di presidenza, quindi Maria Rosa. Tra l'altro Maria Rosa ha avuto anche il merito di consegnarmi un'associazione in piena salute, con i numeri in costante crescita, e quindi mi ha consegnato anche una grande responsabilità. Ringrazio Elisa, ringrazio Eric, ringrazio Alessandro, che poi ricorderò insieme agli altri colleghi che oggi dovrebbero essere qui ma non ci sono più. Ringrazio ovviamente e saluto il presidente vicario di ANCI, l'amico Roberto Pella, lo ringrazio per questo suo intervento che ci dà fiducia, quella fiducia che in realtà non ci viene mai meno, però siamo pronti a combattere sempre e comunque. Il segretario generale Veronica Nicotra, e consentimi Veronica di ringraziarti di allargare a tutto lo staff di ANCI nazionale che fa un lavoro davvero enorme a supporto dei comuni, vi chiamate dal comune più piccolo al più grande, montano, di costiera, riuscite sempre a dare risposte a tutti e quindi grazie davvero. Ringrazio, anche se è andato via per impegni, Roberto Ciambetti, tutti i rappresentanti della regione, ho visto arrivare anche l'assessore Caner, che ringrazio il presidente Marcon per l'ospitalità, saluto e ringrazio Paola Roma dell'Associazione Comuni della Marca, perché sapete qui in provincia di Treviso, tra l'altro la mia provincia, siamo il numero minore di iscritti perché c'è un'altra associazione che sta lavorando decisamente bene nel nostro territorio in sinergia con ANCI Veneto, e quindi averli qui rappresentati da Paola Roma e Marco della Pietra per me è davvero un grande piacere. E poi saluto tutte le colleghe e i colleghi presenti, un'affluenza davvero importante, saluto tutti gli ospiti delle categorie, sigle sindacali, associazioni che lavorano costantemente a fianco di ANCI per il bene del nostro territorio, e un saluto a tutti gli organi di stampa, anche loro che hanno un ruolo importante nel nostro operare quotidiano. E permettetemi quindi nell'introdurre questa relazione di ringraziarvi soprattutto per la fiducia che mi avete rinnovato. Quello di oggi è un appuntamento decisamente significativo, e parlo solo per un momento al singolare, un momento significativo per me, perché segna la fine di un mandato e l'inizio praticamente in modo contestuale di un percorso che per me è stato davvero stupendo. Per questo vi ringrazio. Vi ringrazio perché ha cambiato decisamente il mio approccio verso il ruolo del sindaco, rendendolo molto più aperto in termini di sensibilità e di visione. E questo lo devo esclusivamente grazie al confronto quotidiano con voi tutti, con le vostre problematiche, con le vostre sensibilità, anche con le vostre appartenenze politiche. Quindi grazie davvero di cuore a tutti voi. Fatemi ringraziare Carlo Rapicavoli, il nostro direttore, Enzo Muoio, ai quali chiedo davvero un grande applauso, insieme a tutta la squadra di dipendenti di ANCI
sindaci, qui rappresentata da Mara, fategli un grande applauso alla nostra segretaria Mara, che mi corre dietro per firmare le carte. E l'ultimo ringraziamento, ma non per ultimo, va a tutti i segretari politici con i quali mi sono confrontato in queste settimane per trovare la quadra della composizione della squadra. Devo dire che ho trovato dei segretari propositivi, costruttivi, responsabili, che hanno voluto mettere in campo le persone con esperienza, con voglia di partecipare. Insomma, qui non è che si viene rappresentando un partito, qui si viene per lavorare, qui si viene per partecipare, per costruire, per condividere, e quindi grazie davvero. E arriviamo a quello che è stato fatto. 5 anni, permettetemi di dire, decisamente tosti, ce li stiamo quasi dimenticando, però insieme abbiamo superato il tema della pandemia, o meglio, non ce lo stiamo dimenticando perché le ferite le portiamo ancora con noi, però ci ricordiamo tutti le riunioni interminabili, il cortocircuito anche un po' istituzionale, le direttive, i DPCM che fino al giorno prima non sapevamo nemmeno cosa fossero, i codici Ateco, i runner che correvano, insomma un'esperienza che ci ha messo tutti quanti a dura prova, soprattutto le nostre comunità, però credo che una cosa che ha caratterizzato i sindaci è che ci hanno sempre messo la faccia in prima linea. Quindi grazie davvero, perché anche in quel momento là, senza di voi io non ce l'avrei fatto. Ricordo le telefonate di qualche nostro collega in lacrime, perché poi chi rappresenta un comune un po' più grande, un po' più strutturato è una cosa, chi magari deve arrangiarsi davvero in tutto, a partire dagli scuole, sarà davvero tutto diverso. Però oggi non sono qui a parlarvi di passato, perché ciò che abbiamo vissuto lo conosciamo bene. Ma se c'è una cosa però di cui vado orgoglioso, e dobbiamo esserlo tutti, è il fatto che la squadra di ANCI Veneto è riconosciuta da tutti come un gruppo unito, compatto e una comunità nella comunità. Lo abbiamo dimostrato nelle assemblee nazionali con la nostra partecipazione, la cena veneta in tutte le assemblee nazionali. A proposito, dal 20 al 22 di novembre l'assemblea nazionale sarà a Torino, e quindi vi invito a partecipare. Adesso che abbiamo detto che siamo una comunità che non si troviamo in 10, quindi dobbiamo essere tanti. Enzo prenota già il ristorante, la cena veneta è sempre garantita a Torino quest'anno. Abbiamo dimostrato capacità di far rete, così come non ci siamo mai tirati indietro quando, in occasione degli stati generali dei comuni litorani e di Lago a Cavallino Treporte, o dei comuni montani a Tonezza del Cimone, si doveva condividere le specifiche proposte o le criticità di ogni tipologia di territorio. Ci siamo concentrati tutti in massa su caratteristiche molto diverse, territoriali ed esigenze diverse. Altri due aspetti che mi hanno reso particolarmente orgoglioso di ricoprire questo ruolo è la straordinaria operatività della nostra squadra e la voglia di mettere a disposizione dei cittadini la nostra parte migliore. Anche quando al nostro impegno quotidiano il municipio si aggiungevano fatti di vita familiare e di salute. Permettetemi di ricordare quindi i colleghi, ma soprattutto amici che ci hanno lasciato in questi anni, sindaci che hanno onorato il loro incarico fino all'ultimo giorno in municipio. E ricordo con affetto Alessandro Bolis, vicepresidente ANCI e primo cittadino di Carmignano di Brenta, Fabio Gazzabin, sindaco di Arcade, Antonio Lizzari, sindaco di Rozzo, Alberto Polo, sindaco di Nolo, e Giancarlo Iannese, sindaco di San Nicolò Comelico, mancati in questi ultimi. Essere sindaco e amministratore significa conoscere, formarsi ed aggiornarsi. L'iniziativa della formazione dedicata a sindaci e amministratori si è adattata anche attraverso i nuovi strumenti a disposizione ed è diventata negli anni uno dei nostri punti fermi. A partire dal 2012 abbiamo erogato 2.250 ore di attività formative in 650 giornate seguite da almeno 80.000 iscritti. Siamo passati da 32 comuni aderenti a 504 e ci siamo confrontati su temi come PNRR, acquisti della pubblica amministrazione, gestione del personale,
politiche sociali e welfare, digitalizzazione, edilizia, urbanistica, anticorruzioni e protocolli sulla legalità. Questi numeri dimostrano che vogliamo esserci anche attraverso questi strumenti che permettono di conoscere le dinamiche in continuo mutamento della pubblica amministrazione, anche per governare quelle difficoltà oggettive che caratterizzano il nostro ambito. Anche questa, cari colleghi e care colleghe, è un'assunzione di responsabilità, formarsi e aggiornarsi. In questi anni si è parlato molto di transizione digitale. Ecco, noi sindaci abbiamo affrontato insieme anche questo passaggio, per certi versi epocale per le nostre strutture, sfruttando le 4 convenzioni siglate tra ANCI Veneto e la Regione Veneto. ANCI, come diceva bene Maria Rosa prima, è anche diventato soggetto attuatore per conto della stessa Regione del Fondo dell'Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione della pubblica amministrazione. Come vi ho detto prima, oggi però non voglio star qui a parlarvi del passato. I miei colleghi di giunta dico spesso: noi non dobbiamo portare problemi ma soluzioni, ed è per questo che anche oggi voglio guardare con voi cosa c'è all'orizzonte. Parto da un dato significativo che riguarda proprio i nostri comuni. Veronica, io ogni volta che ti incontro ti dico: rappresento 565 sindaci virtuosi, ogni tanto ti girano anche le balle perché ti ripeto sempre questo ritornello. Ecco, questa è una grossa fetta di quei sindaci virtuosi, e lo dico perché negli ultimi 35 anni il Veneto ha visto attivare 3 procedure di dissesto finanziario. L'ultima risale a 29 anni fa. I sindaci veneti, lo dico spesso nei miei interventi pubblici, non spendono un euro in più rispetto a quello che dovrebbero spendere. In questa sede ovviamente non è mia intenzione agitare i campanilismi, perché sono certo che anche i colleghi di altre regioni lavorano con il solo fine di perseguire il bene comune. Ritengo però doveroso aprire una riflessione attraverso i dati di Fondazione IFED, rielaborati dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Nel 2024, fra le 13 regioni che contano comuni di sesto ci sono Sicilia con 69 casi, Calabria 52 casi, Campania 47 casi, Lazio 15 casi, Puglia e Abruzzo. La cronicità di alcune di queste situazioni, qualche riflessione ce la deve fare, soprattutto quando ci siamo trovati a constatare che i comuni beneficiari del bando del 2022 della rigenerazione urbana, che si aggiunge alla riserva del 40% del PNRR, dei fondi erano destinati al meridione, in virtù dell'ormai famoso indice di vulnerabilità. Erano proprio Campania, Sicilia, Calabria e Puglia. Penso francamente che sia giunto anche il momento di porre una questione settentrionale, perché fatico a spiegarmi questa dinamica tutta italiana di bistrattare le cose che funzionano troppo bene. I comuni veneti, in particolare, lo dico con grande orgoglio, sono il motore dell'Italia che funziona, anche con poche risorse. Il detto tira e tasi, che è un detto tutto veneto, funziona fino a un certo punto, nel senso che noi tirare, continuiamo a tirare, sul taglio Veronica non posso garantire. No, certo, ho perso i capelli. Io qualcuno in più. E i comuni veneti in particolare, di fronte a scelte votate all'assistenzialismo piuttosto che alla responsabilità, rinnovo il mio appello al governo, e guardo qui i parlamentari presenti che ringrazio, ad attuare politiche e modalità che tengano conto di chi amministra con rigore, premiando la virtuosità e non bocciando la virtuosità. È inevitabile, con questi presupposti, guardare a un sistema che premi la capacità di spendere bene. Non sono qui a fare proselitismo sull'autonomia e non sono qui in veste di un esponente di partito, anche perché insomma tutti voi sapete sul tema come la penso.
Tuttavia una domanda ce la dobbiamo fare: se il PNRR era la misura per unire il Paese, mi chiedo come mai i grandi detrattori dell'autonomia non abbiano alzato le barricate quando il 40%, ripeto, il 40% dei fondi è stato destinato al meridione. Quindi se oggi il timore è che l'autonomia divida il Paese, non capisco la genesi del PNRR che nasce per ricompattare il Paese. Evidentemente questo sistema ha diviso il Paese, ma siamo qui per lavorare, per costruire e per migliorare. È un periodo storico complicato e ognuno di noi deve fare la sua parte, ma i comuni, anche laddove riescono a promuovere forme associate di amministrazione, e qui cito il progetto Mediare sempre di ANCI nazionale, devono poter rendere più efficienti i servizi che, capiamoci bene, le nostre comunità fanno bene a pretendere. Per questo lo dico e lo ripeto e lo sottolineo: basta tagli alla spesa corrente. Basta tagli alla spesa corrente. Non possiamo lasciare i comuni al buio, non possiamo lasciare le scuole senza scuolabus e i nostri bambini, non possiamo chiedere ulteriori sacrifici ai nostri cittadini che già ne stanno facendo tanti. Ma soprattutto va data la possibilità ai sindaci di poter partecipare ai bandi, e anche qui, Veronica, ti chiedo un aiuto. Noi ai bandi partecipiamo non per finire nelle graduatorie, ma per ricevere i fondi e per poter far atterrare nel nostro territorio opere che i nostri cittadini e le nostre comunità ci chiedono. E quindi per far questo è dirimente la questione tecnica di gestire il personale, e questo non può prescindere da una modifica della norma che riguarda per esempio i segretari comunali. Mi trovo d'accordo con l'onorevole Roberto Pella: è necessario consentire l'utilizzo fino a 3 anni dei segretari comunali di prima nomina dei comuni fino a 5.000 abitanti, perlomeno per ottemperare al cronoprogramma del PNRR. Siamo senza segretari comunali. È stato approvato. Prima vittoria di ANCI Veneto. Di ANCI nazionale. Quella del segretario comunale è una figura imprescindibile, non è però l'unico punto fermo per un comune. Il sindaco deve poter contare su un numero ragionevole di dipendenti comunali per una corretta erogazione dei servizi, gli stessi per cui poi ai cittadini viene chiesto di pagare le tasse. Cioè noi ai nostri cittadini chiediamo il pagamento delle tasse per garantire i loro servizi e non abbiamo i dipendenti per poterlo fare. Ed è per questo che, senza voler chiedere la luna, ma neanche l'elemosina, rinnoviamo l'auspicio che presto si attui una manovra definitiva in grado di sbloccare il turnover, contando che tutte le sfide future, dalla digitalizzazione alla transizione ecologica, necessitano di personale dedicato e appositamente formato. E la formazione, come ben sappiamo, richiede tempo e risorse. Tempo che non è compatibile con un impegno esclusivo dei funzionari dello Stato civile, per esempio di moltissime municipalità, per evadere richieste di cittadinanza che spesso sono collegate a un vero escamotage per la libera circolazione dei paesi dell'Unione Europea. Abbiamo gli uffici intasati dalle richieste di cittadinanza. Il futuro ci presenta anche la necessità di fare rete per affrontare il tema del disagio giovanile. Abbiamo il dovere di far sì che i nostri ragazzi non siano più i protagonisti delle cronache locali per episodi di microcriminalità, facendo rete a tutti i livelli per creare un nuovo modello sociale. Vanno rafforzate le esperienze di partecipazione alla vita amministrativa, le giornate di promozione dello sport e delle attività di cittadinanza attiva. Vanno coinvolte le famiglie. Il mondo sta cambiando e nessuno di noi ha la soluzione in tasca, ma ai nostri ragazzi dobbiamo dare l'esempio e creare un contesto positivo e stimolante. Per dare attuazione a questo nuovo modello sociale sarà importante l'entrata a regime dei nuovi ambiti territoriali sociali. La Giunta regionale ha da poco approvato 2 provvedimenti importanti per rendere concreta la riforma
la riforma istituita in un'ottica intercomunale, che avrà risvolti importanti anche per la definizione dei livelli essenziali della prestazione sociale. Qui noi non possiamo fallire, è una partita fondamentale che se sbagliamo ricadrà totalmente come costo sui nostri cittadini. Parliamo di servizi sociali ed è per questo che strumenti questi che sono importantissimi per lavorare sempre più in una forma di gestione associata. Sono sempre più frequenti anche in Veneto strumenti di intesa programmatica e le sinergie per intercettare fondi e finanziamenti. Ecco, ritengo che proprio nella concretizzazione di questi strumenti risieda il futuro delle nostre comunità. Non stiamo parlando di tavoli che spesso e volentieri finiscono negli scantinati della politica, bensì di progetti comuni che guardano ai bisogni specifici delle comunità e delle realtà, anche al terzo settore, che vi operano all'interno. E per questo annuncio che nelle prossime settimane daremo forma e vita alle consulte tematiche, al netto di una che vorrei condividere con voi, che partirà fin da subito, che è una consulta specifica sugli ambiti territoriali sociali, e vi chiedo anche di condividere con me la presidenza di questa consulta a Maria Rosa Pavanello, che è stata e tuttora siede sui tavoli di concertazione con la Regione, con le aziende sanitarie, e insieme ai sindaci sta facendo un lavoro importante. È la consulta più urgente che abbiamo, e quindi chiedo alla disponibilità a Maria Rosa di continuare questo suo impegno, perché c'è tanto da fare in ambito sociale, e non solo per far fronte alle condizioni di indigenza. Lo dico a malincuore, qui guardo anche le sigle sindacali con le quali ci confrontiamo e condividiamo. L'indigenza è davvero di tante famiglie, ma anche di nuclei che hanno difficoltà a formarsi. La denatalità sta svuotando scuole e oratori. Le cause sono tante e probabilmente fra queste c'è anche la mancanza di un sistema fiscale favorevole. Per quanto ci riguarda, se da un lato è importante sfruttare i finanziamenti a favore dei comuni italiani per il potenziamento dei servizi socio-educativi territoriali, dei centri estivi o dei centri di funzione educativa e ricreativa, dall'altro dovremo lavorare in maniera unitaria su base territoriale per dare alle giovani coppie una prospettiva, puntando sui bandi per l'efficientamento di tutti quei servizi primari in grado, se non altro per far sentire ai nostri cittadini meno soli e la presenza delle istituzioni, anche nel momento in cui devono scegliere se allargare o meno la loro famiglia. Un contesto sociale coeso non può prescindere da un territorio attrattivo ed accogliente. La nostra è la prima regione turistica d'Italia, e qui ringrazio e saluto ancora una volta Federico Caner, ma questo aspetto deve diventare anche un'opportunità per i comuni. Pensiamo per esempio all'imposta di soggiorno per finanziare turismo e servizi urbani. In un'epoca in cui il biglietto da visita è il decoro urbano e l'accoglienza, è fondamentale ampliare la finalità di questa tassa alla sicurezza e alla pulizia. Altrettanto fondamentale è che la riscossione di questa imposta sia certa, senza lasciare la strada spianata agli appesantimenti burocratici e ai fenomeni evasivi. Per questo raccolgo e condivido l'appello lanciato dai comuni del Civenti Spiagge. L'imposta di soggiorno deve avere un effetto moltiplicatore per i servizi e non essere l'ennesima occasione persa. Ma c'è una sfida che non a caso ho voluto tenere per ultima, perché merita una riflessione particolare. Pochi giorni fa il maltempo ha provocato una serie di danni nel territorio trevigiano, compreso la mia città. Qualche mese fa è toccato ad altre zone della nostra regione. Sta di fatto che ad ogni perturbazione noi sindaci dobbiamo farci il segno della croce. Nei giorni scorsi sono stato a fare alcuni sopralluoghi nelle case finite sott'acqua. I cittadini hanno giustamente chiesto al sindaco, sottolineo al sindaco, di andare a vedere i danni. Noi sindaci asciughiamo le lacrime, ci prendiamo le parole, raccogliamo gli sfoghi di quei cittadini che hanno subito danni ingentissimi, a volte rischiando addirittura di perderlo tutto. Ci siamo trovati ad affrontare l'ennesimo fatto eccezionale, perché in 2 ore nella mia città è caduta la pioggia di un mese. Forse è ora di considerare questi fenomeni una nuova normalità.
ed è per questo che servirà un'azione comune e convinta per salvare il nostro territorio dal dissesto idrogeologico. Dobbiamo lavorare, qui devo dire riconosco il grande lavoro fatto dalla Regione Veneto, insieme, seriamente e a tutti i livelli istituzionali, affinché la gestione delle acque e delle infrastrutture sia veramente condivisa nei progetti e nelle opere. Salvare le nostre case dall'acqua è una priorità. Non c'entrano la politica, le ideologie o quant'altro, servono programmi concreti e condivisi, ma soprattutto fondi, per evitare che ad ogni perturbazione si trasformi in un disastro. Noi dobbiamo proteggere i nostri cittadini. Questa nostra priorità deve essere chiara ad ogni livello istituzionale. Dobbiamo porre l'ambiente in cima ai nostri programmi. In questi anni si è fatto molto, con la piantumazione di alberi, con la realizzazione di nuovi parchi e con la sostituzione di tantissime caldaie. Ora però dobbiamo unire le forze. Il futuro del nostro territorio passa attraverso misure condivise di area vasta. Dobbiamo uscire dalle dinamiche meramente territoriali e dobbiamo cominciare a ragionare da comunità vasta. Dobbiamo intercettare insieme fondi europei, unire grandi e piccoli centri sulle buone pratiche della mobilità. Dove i cittadini vedono uniformità nelle scelte e piani realizzabili, il contributo e l'impegno è maggiore e i risultati di conseguenza sono tangibili. Mi avvio verso la conclusione, mi rivolgo a voi, cari sindaci e cari sindache, nel ringraziarvi per il supporto e la condivisione dimostrati in questi 5 anni, assolutamente trasversale e costruttivo. Oggi desidero rinnovare il mio impegno a rappresentarvi. C'è chi dice che il presidente Bianchi da sindaco diventa sindacalista. Penso però che al di là delle battaglie che stiamo portando e continueremo a portare avanti, ricoprire questo ruolo deve continuare ad essere un voto e una missione. Mi impegno a rappresentare un gruppo di amministratori che ha fatto una scelta ben precisa, quella di mettere davanti a tutto gli obiettivi e i propri cittadini. Quando mi confronto con voi o faccio visita ai vostri comuni, mi piace riconoscere l'orgoglio nel mostrare i passi in avanti, l'efficienza, l'operatività, la voglia di realizzare la grande opera che cambia una città, così come il parco per i bambini. Ciò avviene perché c'è la passione, perché c'è una spinta emotiva che non è assolutamente spiegabile con mere dinamiche politiche. C'è un attaccamento viscerale ai luoghi, alle persone, alla storia, alla nostra identità. Noi rappresentiamo la piazza e la parrocchia, la nonna e il nipote, lo studente e il lavoratore, la mamma e il papà. A loro dobbiamo rispondere sempre, perché siamo la loro voce nelle istituzioni. La nostra, cari colleghi e care colleghe, è una responsabilità enorme, ma che ci prendiamo volentieri. Ma chi te lo fa fare? Qualcuno ci potrà chiedere. Ebbene, per rispondere a questa domanda, visto che siamo a Treviso, faccio mia una frase dell'abate Luigi Baio, un personaggio che ha scritto la storia della cultura trevigiana: per solo amore della mia città. Ecco, penso che questa possa riassumere il nostro ruolo, la fascia tricolore che indossiamo, il nostro legame con i cittadini. È l'amore per la nostra gente, le nostre piazze, i nostri quartieri, che ci fa andare avanti sempre, per solo amore della nostra città. Cari sindaci, la nostra è una filosofia di vita, lo sappiamo bene, quando diventi sindaco resti sindaco per tutta la vita, però credo che in questa fase storica questa filosofia debba diventare anche una filosofia politica, perché il paese nostro in questo periodo particolarmente complicato ha bisogno di questi ideali, di questi valori e di questa qualità amministrativa. Quindi grazie davvero di cuore a tutti, viva i sindaci del Veneto, viva ANCI Veneto, grazie Roberto, grazie Veronica, grazie a tutti i sindaci, continuiamo ad essere una squadra unita che difende dei nostri territori e dei nostri cittadini. Grazie di cuore.